Parliamo di vela, siamo qui con Adriana Quarti, giornalista e coautrice del libro 50 volte 500. Adriana, innanzitutto, come mai questo libro dedicato appunto alla vela ha questo nome? Il libro ha questo nome perché abbiamo deciso, io e la mia collega Silvia Traunero, di rassegnare una delle regate più importanti del panorama velico adriatico sicuramente, ma anche mediterraneo, di cui quest'anno, nel 2025, ricorreva il cinquantenario. E ci è sembrato giusto pertanto dare risalto a questa manifestazione che ha coinvolto migliaia di velisti a partire dal 1975 e a tuttora avviene ogni anno, insomma questa gara si corre. E quindi il 50 è riferito agli anni della regata, 500 invece è riferito alle miglia del percorso, perché questa regata velica parte davanti a Caorle, porta i regatanti fino alle isole Tremiti attraverso la Croazia e ritorno attraverso lo stesso percorso, e quindi l'andata e ritorno fa un totale di 500 miglia, ecco perché 50 volte 500. A questo va aggiunto che la difficoltà della regata è data dal fatto che viene corsa da due sole persone, quindi si tratta di certi casi di barche grandi che hanno corso in edizioni, nelle varie edizioni ci sono state anche molte barche grandi che l'hanno corsa, e per cui portarla in due soli è stato veramente un'impresa. Infatti lo slogan di questa regata era all'inizio due uomini. Adesso si dovrebbe dire due persone perché comprenderebbero anche le donne, due uomini, una barca, un'impresa, e questo è il nocciolo della 500x2. Che cosa racconta questo libro? Per meglio dire, aspetti storici, aspetti tecnici, come è strutturato? Sì, è stata fatta un'indagine minuziosa, storica, a partire appunto dagli esordi. Fortunatamente al Circolo Nautico Porto Santa Margherita, organizzatore della regata, erano stati conservati i faldoni contenenti tutti i dati delle prime edizioni. Nella fase centrale il materiale era più scarso, però in parallelo erano aumentati anche gli articoli dei giornali, delle riviste specializzate, per cui è stato comunque possibile ricostruire. Ma in particolare per le edizioni storiche, diciamo i primi 10-15 anni, è stato fondamentale avere a disposizione i faldoni con i dati, non solo i dati diciamo tecnici, ma anche la corrispondenza intercorsa, tanti i comunicati stampa, ritagli di giornale dell'epoca, e quindi ci siamo fatti un'idea precisa insomma di come si fossero svolte le cose, soprattutto nell'epoca appunto dei primordi, che era la più difficile, perché a distanza di anni sarebbe stato difficile indagare a fondo. Invece il materiale era molto molto abbondante, e quindi da lì abbiamo preso l'avvio. Dopodiché a mano insomma, man mano che conoscevamo i protagonisti, le storie che un po' si ripetevano, un po' erano diverse, un grande affresco alla fine si è composto, per arrivare poi alle ultime edizioni, dove Silvia Traunero in particolare si è occupata della comunicazione, e quindi per lei è stato anche diciamo più semplice radunare i dati, perché li aveva lei sotto mano, ecco, a partire perlomeno dagli anni 2010 in avanti, e quindi l'ultimo periodo sicuramente il materiale non mancava, soprattutto il fotografico. Ecco, di materiale fotografico nelle prime edizioni eravamo carenti, quel poco che siamo riusciti comunque a radunare abbiamo cercato di metterlo. Immaginiamo che per una regata che appunto va avanti da così tanti anni e con così tanto materiale, l'idea di scrivere questo libro fosse in nuce da tanto tempo. Sì, personalmente devo dire che io la regata l'ho seguita dal 1989 come inviata di un mensile specializzato, e poi successivamente per il Gazzettino, e quando arrivò il 25ennale, quindi nel 1999, ebbi la prima volta l'idea di scrivere il libro. Ma rimase un'idea per tanti anni, perché
le difficoltà per me erano insormontabili, nel senso che da sola non sapevo come realizzarlo, il circolo forse non mi aveva spalleggiato abbastanza ed è rimasto tutto sulla carta finché ho incontrato Silvia Traunero e lei mi propose a questo punto di farlo per il quarantennale. E cominciamo a radunare il materiale, intervistare le persone, avere i primi contatti, e, raccogliemo abbastanza cose, però poi di nuovo il tutto si arenò. Quindi ci siamo ritrovate alle soglie del cinquantenario con tutta questa cosa ancora da rivedere e da completare. Ci siamo guardate negli occhi e abbiamo detto il cinquantenario o adesso o mai più. E a questo punto dall'inizio del 2025 è stato un correre serrato. Lei nel frattempo aveva contattato l'editore, che è la Nutrimenti Mare, e che ci aveva anche dettato un'agenda, e per cui dovevamo stare in quei tempi, e gli ultimi 2 o 3 mesi sono stati veramente di lavoro serrato per poterlo completare, però alla fine ce l'abbiamo fatta. I primi di giugno avevamo le prime bozze. Ed ora il sogno è diventato realtà. Quali sono, diciamo, gli aneddoti che si possono raccontare riguardanti appunto questo libro, questa regata alla 500, che potete dire per incuriosire un po' il nostro pubblico e anche i potenziali lettori di questo libro, che vi auguriamo siano tanti? Innanzitutto noi abbiamo voluto lasciare uno spazio per ogni edizione al racconto di uno o più protagonisti che hanno corso in quell'edizione, e secondo me questa è la vera ricchezza del libro, perché al di là del racconto, del resoconto della regata, insomma in senso così giornalistico, è bello proprio sentire dalla voce dei protagonisti le emozioni che hanno provato, e ce ne sono state tantissime. Di storie belle che potevamo inserire. Purtroppo non è stato possibile inserirle tutte perché ne avevamo troppe, oppure alcune abbiamo dovuto tagliarle. Abbiamo cercato di dare spazio ove possibile, comunque al maggior numero di persone possibile. E tra gli episodi curiosi, non so, posso ricordare per esempio nei primi anni 80, forse proprio nell'80, che una delle barche della regata venne sequestrata dalla polizia di Tito perché aveva percorso un canale che era interdetto alla navigazione dal momento che il maresciallo Tito era nella sua residenza alle isole Brioni, che sono un gruppo di isole dove, in vicinanza delle quali la regata passa, però la presenza di Tito impediva di fatto l'avvicinarsi delle barche a quest'area, e quindi la barca incautamente imboccò questo canale e venne sequestrata e portata a Pola. Nessuno sapeva più che fine avesse fatto, perché gli hanno tolto la possibilità ai 2 skipper di comunicare via radio dove erano, cosa stavano facendo, cosa stesse succedendo, e li hanno rilasciati il giorno dopo dicendo vabbè, adesso potete continuare la regata, ma hanno dovuto ritirarsi perché per entrare a Pola hanno dovuto spiombare il motore, perché la regata partiva cioè tutti i regatanti avevano il motore piombato. Era una delle caratteristiche per non far sì che venissero delle tentazioni durante il percorso di accendere il motore, quindi accelerare, diciamo, la marcia. Il motore veniva piombato alla partenza, ma loro per entrare nel porto hanno dovuto togliere i sigilli, e quindi era una delle clausole del regolamento: una volta tolti i sigilli non potevi più proseguire, quindi si sono dovuti anche ritirare. Quindi è stato un episodio beffardo e amaro allo stesso tempo. Ecco, diciamo che l'inesperienza dello skipper, che era molto giovane perché il papà stava male, non poteva in quel momento essere fuori bordo, era sotto coperta, ha fatto sì che sia successo questo. Lui era giovane e probabilmente non aveva pensato che questo canale fosse interdetto, non si era informato adeguatamente, perché va detto, a proposito degli skipper giovani, che molti, anche in questo caso, erano i padri che facevano la regata insieme ai figli. Quindi è bello negli anni vedere come anche ragazzi giovanissimi, 16enni, 17enni, 18enni, accompagnassero i loro padri durante questo percorso di 500 miglia, insomma. Quindi è anche caratteristica un po' questa storia degli equipaggi familiari che si sono succeduti negli anni. Questo non è che uno dei tantissimi aneddoti contenuti appunto in questo libro, 50 volte 500, scritto da Silvia Traunero e Adriana Quarti, che è stata qui con noi, che ringraziamo e alla quale auguriamo buon vento. Grazie.